8:31, torniamo in diretta ai 2 di Via Venturi, puntata di venerdì 2 di maggio, caro Presidente Mameli. E adesso andiamo a vedere subito la scheda del primo ospite. Abbiamo detto prima, citato un tormentone di un suo personaggio, cioè Passau Fantefisi, ma avrete già capito di chi si tratta. Però questa carta d'identità ci dà ancora meglio la dimensione: nome Alessandro, cognome Pili, data di nascita 15 giugno 1978, professione comico, segni particolari drogao. Buongiorno ad Alessandro Pili. Presidente, come sta? Bene. E allora, in queste vesti, tra l'altro anche molto serie, ufficiali, con giacca e camicia. Togli subito. È anche belloccio fisicamente, ma l'ho visto io. C'è da un mammele. No, ma il problema è che se gli dai troppo spago a lui, poi non dico assomiglia a un drogauso, ma se tu gli allunghi un minimo di sciroppo, di cicchetto, questo mi prende un nasimottavo. No, è Mengianeddo, c'è Muscadeddo a quest'ora. Sembra Matley della corsa più pazza del mondo. Sì, medaglia. Sto veleggiando nei ritmi dialettici. Ma ci mancherebbe. Noi conosciamo i suoi ritmi e la Sardegna se ne vanta di ciò. Guarda, veramente la ringraziamo. E queste parole sembravano quasi quelle di un presidente della regione di qualche tempo fa. Bravissimo. Siamo veramente felici di questo, di Mammeli e anche di altro. E anche di altro. Grazie. Una clip subito che ti riguarda, così facciamo. Ma molto volentieri, guarda, perché non ci stava tutto, però un percorso attraverso i migliori personaggi di Alessandro Pili. Vediamo. Ma puttana la parrabbi, ma cosa hanno guardato di aree spari? Ci iniziare a Toniega. E per il tuo ragazzo di dov'è? E di che ne fai? Di che ne fai? E siete ancora insieme? No, ma non se ne va andare. Ah, se n'è andato? Ma ti ragazzi con una burrinchetta. Ma perché, scusa? Vabbè. Castia sta cavalli. Eri da molto, perché? Ero da molto che non li usavo. E quindi ci vuoi dire a Rescio? Può controllare ci vuoi dire a Rescio. Però cavalli, sono belli. Tanti sono proprio, massimo, costano 600 euro a campa, massimo. Ci ricordo, conosci. Ciao, bello, Fai il bazar, e cazzo di nata tu? Francesco Ghiani, già conosci, Shrimp, Massimo veniva da Ambida, ci che sparao. Di besiedà a carrellino su dove sparao. E non serrate il giazzo su dei... Il giazzo su quando... Il pastore, cosa diceva? Già ragazzato un pastore, sta dicendo di abbia sparao. Aveva preso molti a spara? No, sparao all'ardo. Papà! Ma che non torna sempre su un video, Shrimp, è importantissima. Perché noi, degli sgobba, si dà cazzo generalmente rentato, ma nervamente a Samiculu facciamo poche cose. Ma spago cosa che vi ho sono da spesa cazzegare. No, parli bene. Parli di Cabras? No, non ti farò scrappizza. Ho capito. Ma da San Puino? Lei? San Puino? Di San Vitto è lei? Antoino? È una scimmia questa. Cosa vuol dire? Un nodo. Sta ridendo anche la ragazza, guarda. Cosa vuol dire un nodo? Si dice così a San Vitto? A San Puino. Ascolti, ma lei le suona bene le launeddas? Annati, combatto. Provi un attimino a... Vada. Grazie. Sto molto bene, fa tutta la Pasqua e tutto quanto. Adesso ricordo a tutti i fedeli che quest'anno le benedizioni delle case le faccio in mezz'ora. Come in mezz'ora? Siete pregati di lasciare porte, finestre e serrandi aperte. Come fai mezz'ora a fare... Quest'anno ho noleggiato l'elicottero dell'antincendio della regione. Basta la porta. 2 passate, buttiamo col cestello l'acqua e benedizione. Di Nanta, che è in qua d'Ontesa, Regione, capito? Un anno c'era questo qui, fu da un Regione e ad Anaga fu dicettende con sabobidda in su mezzo del soggetto di adascutto una varci furistea, capito quella però la falce, come la moglie si è spostata ci fonta dei giangioni si infila c'era già si casa con chedda a 10 anni ma c'è Scimpru no Scimpru si funta in San Regione che a Cianta Gretti Beh ragazzi, saremmo potuti star qua ore, ma la cosa che mi ha colpito di più nel momento in cui stavamo guardando questa clip attraverso un po', perché non sono neanche tutti i tuoi personaggi, è che su la maggior parte delle battute sei tu il primo a riderci guardandoti. Oggi guarda, ho riso tantissimo perché
Tra l'altro io ho questo benefit, non mi ricordo delle cose che faccio. Quindi quando mi rivedo sembra come se fosse la prima volta. Davvero? No, veramente. È una cosa bella, meravigliosa. A volte sei ripetitivo nelle battute perché non ti ricordi di quelle precedenti, però è bellissimo. Guarda, oggi mi sono divertito. Anche perché veramente. comunque quanto c'è di testo e quanta improvvisazione. Il testo esiste, è il canovaccio, poi però l'improvvisazione nei La Pola è sempre stata un'arma vincente. Sì. Allora, la nostra arma vincente è l'improvvisazione. Noi facciamo una sorta di brogliaccio che saranno l'80% diciamo che è scritto, però c'è quel 20% che spesso e volentieri supera l'80%, capito? A volte addirittura. Sì. Certo. Poi ci guardiamo in faccia, ormai con Massimo c'è un film, ma Con poi tu hai vissuto con noi, certo, tu stavi per entrare a far parte del nostro cast. Esatto. Beh, fortunatamente si sono salvati prima in realtà. No, guarda, sarebbe stato un onore, guarda, perché tra l'altro tu stavo pensando stamattina. Sì. Stamattina però, fino ad oggi non ci hai pensato. No, stamattina io ti penso sempre. Sei l'unico milanese che non è carabiniere poliziotto che è emigrato in Sardegna. Bellissima questa cosa. Bella, vero? Perché poi ci sono questi carabinieri, non so se avete notato, sono questi carabinieri milanesi che scendono in Sardegna e devono fare i sardi, mentre sono i carabinieri sardi che devono fare i milanesi. Cazzo, non siete d'accordo? È un po' complicata questa cosa. Patente libretto, subito. Solo che lei la patente le hanno già ritirata anni fa. Sì, ma lei è fuori uso da questo punto di vista. Mi dica, ma me lei, Presidente. Pupille degli occhi. Secondo te non sono un cittadino onesto e coerente e non rispettoso delle leggi? Dalle pupille si direbbe di sì, poi dall'altro dalla scimmia. Non mettere anche tu concime nel tuo cervello. Allora attenzione, perché ragioniere. c'è tutta una storia che nasce e io ho vissuto perché c'ero in quel periodo per quanto riguarda l'avvento, chiamiamolo così, non di Sant'Efisi che è passato, ma a proposito, ma l'ha trovato? No, da mandare un corrente con i polsi, E neanche sto giro, ma il rientro, almeno rientro. No, sta tornata a andare a cosa catalana. Vabbè, ma allora se ogni volta che passa il santo oppure ritorna lei ha altro da fare. Bene, sa spaccanucci da belfi con me. No, però la storia e la raccontiamo dopo la pubblicità dell'avvento di Alessandro Pili è, per come la so io, poi mi dirai se è così, ovviamente è molto favolesca o perlomeno un caso, ecco. E allora lei non rompa un caso, per favore, adesso adesso rompa il caso, nel senso non rompa il caso, non rompa i casi, sono curioso. Andiamo in pubblicità, torniamo tra poco, lo faremo con una telefonata e poi ci racconti come è nato tutto. Alessandro Pili con i due di Via Venturi, torniamo tra poco. Pubblicità. Bravo. Riprendiamo il viaggio, siamo di nuovo in diretta con Alessandro Pili qui con noi, ma tra poco torneremo a chiacchierare con lui e con tutto quello che ovviamente è legato alla storia di Alessandro nella versione comico, perché poi è un bravo ragazzo, ha fatto tante cose, è laureato anche, quindi raga, mica a che fare con l'ultimo. Anche affascinante come ragazzo. Ma lei l'ha detto già due volte, esatto. No, senza insinuare nessuna attrazione. Ci mancherà Truvù. No, Alessandro Achenza da Tempio, buongiorno. Ciao, buongiorno a voi. Buongiorno. Ciao Alessandro, bentornato. Come state? Benissimo, molto grazie, bene. con un ottimo umore e tra l'altro ci eravamo lasciati noi parlando di Carnevale di Tempio in trasferta e adesso la conferenza stampa che credo sia stata fatta o ieri o l'altro ieri, giusto? L'altro ieri? È stata fatta l'altro ieri e ci siamo divertiti tantissimo, è stata veramente una bellissima conferenza stampa. Tra l'altro Golfo Aranci ci ha fatto una sorpresa straordinaria, ci ha fatto trovare una sirena bagnata nell'aula consigliare del comune. Una sirena? Più felici di una sirena bagnata, proprio originale, tirata fuori dall'acqua e portata proprio nell'aula consigliare. No, guardi, io resto allibito. Ecco, lei resta allibito e loro invece sono rimasti anche noi. Loro sono rimasti piacevolmente colpiti da questa cosa. Allora cosa però avete sancito con questa conferenza stampa? Ma guarda, è stato un bellissimo gemellaggio. Tra l'altro abbiamo due amministrazioni, una è un'amministrazione di destra, quella di Golfo Aranci, mentre la nostra di sinistra sembravano innamoratissimi, che in teoria sarebbero dovuti essere nemici e invece si volevano bene, ci è mancato solo che si abbracciassero proprio in diretta. Bene, ma il Carnevale di Tempio a Golfo Aranci quando andrà in scena e come ci andrà in scena?
Guarda, il carnevale a Golfranci andrà in scena il 23 di agosto, un sabato, sancirà la chiusura dell'estate golfarancina, che è ricchissima anzi di eventi di ogni tipo. E a differenza del carnevale del Carrasciali Timpiesi in versione invernale, sostituiremo, tu sai che bruciamo Re Giorgio, no? Alla fine del carnevale, che porta via tutti i mali, le polemiche, eccetera, eccetera. Processo e dopo, esatto. Invece lì sostituiremo l'elemento fuoco con l'elemento acqua, naturalmente lo faremo in riva al mare, nel lungomare, quindi ci sarà la sorpresa di un processo a mare. Non ci sarà Re Giorgio perché è stato bruciato, quindi siamo in attesa di riaverlo per il prossimo carnevale, ma la sirena sarà protagonista al posto del re, e sarà insidiata dal nostro gallo, sai, il gallo friciola, che è il simbolo del nostro carnevale, che è il galletto tempiese, il gallo italico classico, che andrà a insidiare la sirena. Non sappiamo come andrà a finire, vedremo. Bene, quindi nessuno ci lascerà le penne, perché Re Giorgio è bruciato. La sirena, se la vuoi annegare, quella non annega. Allora hanno un gallo, però hanno il gallo, che c'ha anche il grillo. Allora, ma sai, il carnevale succede di tutto, il gallo va a cercare la sirenetta. Sì, il presidente Mameli, che non vede sirene, c'è il grillo, il se gallo, non quelle dell'ambulanza da tempo, ogni volta cerca sempre di portarci su provocazioni di Matteo, argomenti diversi. Alessandro, noi ci aggiorniamo la settimana prossima, perché teniamo questo collegamento con Tempio e dintorni per avere da te anche uno spaccato, insomma un po' di news che arrivano da quelle parti, va bene? Grazie mille, saluta il presidente da parte mia. Grazie a te. Nel frattempo, la prossima volta il mutetto, Matteo, ho scoperto che il presidente lo scorso anno, o 2 anni fa, che era nel 2012, era venuto a vedere uno spettacolo che facevo io proprio a proposito di carnevale, dove c'era la band, dove c'era la figiola, le ballerine. Hai una buona memoria. Si ricorda bene. Buona memoria. Si ricorda bene, infatti mi ha parlato molto bene di te. Intanto chiudiamo con l'immagine della sirenetta o della sirena, insomma, proprio lì davanti a voi, che ci hai descritto tu in queste 2 chiacchiere. Grazie Alessandro, buona giornata. Ciao Alessandro. Un abbraccio. Ciao. Un saluto a Tempio e agli amici di Tempio. Avete fatto serate a Tempio? Sì, abbiamo fatto serate a Tempio, è stata bellissima, una serata bellissima, perché anche perché poi si teme lì da Campidanesi arrivare in Gallura e non essere capito, invece è stata... Questo è vero. Sia a Tempio che anche a Olbia per San Simplicio. Abbiamo fatto il pienone per 2 o 3 volte. Dove andate sicuramente la gente accorre numerosa e con la voglia di ridere, perché poi alla fine di star bene, di evadere, perché poi questo è la missione di un cabarettista, perché parliamo in generale. Se tu fai bene il tuo mestiere e soprattutto fai bene il comico, regali buon umore. Il buon umore alza quell'ormone, o perlomeno fa aumentare quegli ormoni positivi che ti fanno andare via da una serata allegro felice. Allegro felice, non pensi all'immutare esatto. Io ho detto prima che tu sei laureato in beni culturali. In beni culturali nel 2007. Ragazzi, qui un uomo con una preparazione. Fare il Cicerone, allora, No, potrei fare potrebbe farlo anche lei il Cicerone, senza lei è laureato, ma sì, ma il Cicerone io lo faccio già. E infatti esibire, grazie a Dio. Ma che Mameli è tutto non grasso che cola, questo bravo. Grasso che cola. Comunque, laureato in beni culturali, e poi però quella laurea l'hai messa in un cassetto o hai pensato che non l'ho messa allora, la laurea non è messa nel cassetto, anzitutto perché il mio percorso formativo universitario mi ha poi portato ad arrivare alla Pola, anche perché diciamo, come stavamo dicendo prima, è nata proprio all'università le parodie di Sor, le parodie dei professori, dei docenti universitari, che c'era questo docente universitario che ormai è andato. Poverino. No, beh, certo, che è passato a miglior vita. È passato a miglior vita. E io mi ricordo che facevo il quarto d'ora accademico io. Poi arrivava il professore, il quale diceva: non ho capito perché state ridendo, o perlomeno penso che non sia entrato un clown o un giullare di corte. Invece non sapevano appunto del fatto che il quarto d'ora precedente al suo arrivo era il mio. Cioè era il suo interpretato da te sostanzialmente. Bravo. Però allora, com'è andata la storia? Se ricordo bene, un giorno arrivò una telefonata da parte di un anonimo, in quel momento Alessandro Pini, a Massimiliano Medda, che cercava dei nuovi comici. E la telefonata la vuoi raccontare tu? È così. Stavamo organizzando un viaggio, avevamo un gemellaggio, l'ERSU di Cagliari, l'ente regionale degli studi universitari, con l'ERSU di Messina. Quindi stavamo organizzando questo viaggio con dottor Carai, un allora funzionario dell'ERSU, e mi ha detto: dai, facciamo uno scherzo. Scusa, aspetta che abbiamo qualcuno al telefono, non so se... Sì. Pronto? Sentiamo le chiamate e continuiamo dopo col racconto. No, vediamo chi è però. Pronto?
Pronto? Sì, buongiorno. Mi sente? Certo che la Forte e sentiamo. chiaro. Con chi parliamo? Ciao, salve. Vuoi parlare con Daniela Gervasi da Cagliari? Bene. Con Daniele? Daniela, parliamo Daniela con da Cagliari. Ciao Daniela. Ciao, Daniela da Dici Cagliari. tutto. Vorrei parlare con Alessandro Pili. È presente. È Eccolo qui. qua. Dica. Ciao, buongiorno Alessandro. Buongiorno a te, Daniela, come stai? Sei una colonna, sei molto simpatico. Molto volentieri. Grazie. Dimmi. Volevo sapere se potevi fare il prete, che noi l'adoriamo. Adesso? Ecco, Don Sì, Gigi. anche il sindaco. Adesso è buono. E facciamo poco a poco il prete. Don Gigi, Vergogna, scusi, Don Gigi. ma è appena passata Pasqua. Appena passata ha fatto Pasqua? le benedizioni? No, Anche adesso dobbiamo fare le il sindaco benedizioni. lo può fare. Come? Il sindaco, Anche così, il adesso sindaco. ma cos'è? Vabbè, Sì, facciamo vabbè. alleluia, 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 Così chiudiamo Don Bravissimo. Gigi, un attimo Daniela. Buonasera. Ecco, il sindaco di Scalafingio anche senza panni, ma Senza panni a volte si va avanti, si va sani, va lontani. la rima è un po' forzata, ma ci stava. Forzata, Caro però. sindaco, c'è Sei qualcosa? fortissimo. Grazie Daniela, Grazie, sei Daniela, un'amica, grazie. mi fa piacere, guarda. È soddisfatta Daniela? Sei soddisfatta? Guarda, sì, grazie. Daniela- Siete fantastici. Grazie, ti vogliamo troppo bene, diamo 5 a Matteo che si vede anche in te diretta. un 5, grazie Mameli, Marco. forse siamo Grazie a fantastici. Matteo e a Mameli e tutti quanti. Grazie a voi. Grazie. Ciao, Grazie, ciao, Daniela. Ti vogliamo bene comunque. Siete voi troppo i migliori. Allora, Certo, stavamo parlando di come è Uè. avvenuto il tuo ingresso nella Pola e quindi della Quindi della stavo- vera storia. La vera storia, poi è così successo. Allora, avevamo fatto uno scherzo successivamente alla chiamata a Messina. Avevamo fatto uno scherzo all'allora direttore dell'Agenzia regionale del lavoro, non ricordo chi fosse. Comunque, gli avevo fatto la voce di solo al telefono. Questo, avevo chiuso la chiamata. Arrivederci Presidente, la ringrazio Presidente. Si figuri Presidente, per l'ordine del giorno, poi ne pensiamo. Gli avevo detto, Poi ne pensiamo, non è bellissimo. possibile. Sì, ma un quarto d'ora di chiamata che gli avevo fatto sgomberare i suoi uffici per mettere il vigili del fuoco, un casino gli avevo fatto a quest'uomo. Dopodiché lui era amico di Sandro Murtas, che conosciamo, Sì, che salutiamo come no, tra l'altro. salutiamo Alessandro Murtas. Il factotum della Pola, il dietro le quinte della Pola. Quindi avevamo chiamato Massimo Meda e mi aveva detto: dai, vieni in trasmissione, ti vogliamo vedere. Avevamo fatto il provino alle 7 di sera. Sì. Alla casa dello studente c'era un raduno di ora ingegneri, ora professionisti, avvocati che allora erano cazzoni come me. Quindi mi avevano fatto il taglio alla soro, vestito, avevamo fatto le Sì, prove. perché il taglio da sonno prevedeva che tu, che hai tutti i capelli, Certo. dovessero sparire quelli sopra. Beh, giusto. Quindi la rasata proprio. La rasata anche perché i soldi erano abbastanza pochi, abbastanza pochi. Quindi il metodo per rasare era quello più economico e Quindi funzionale. praticamente è stato il primo. Il metodo era Schizmaker. Schizmaker. Il primo personaggio è stato solo. Sì. Sì. E il provino andò in scena di fronte a tutti questi ex, cioè i tuoi compagni di viaggio? No, Oppure poi io ero andato a Videolina con Massimo. Massimo mi aveva, scusate, magari non ho detto. Massimo mi aveva tolto il cappello e mi ha detto: ma sei quello che fa solo? Io ho detto sì. Mi ha detto: ma i capelli sono i tuoi. Così? No, gli ho detto: li ho tagliati apposta. Li ho tagliati apposta. Allora ho chiamato Perché Noviccio. Massimiliano all'inizio era un po' diffidente. Ci diffidente. Nei tuoi confronti. Quindi aspetta, quindi i tuoi colleghi universitari ti prepararono ad hoc per andare Sì. a fare sodo, quindi loro rimasero ad alla casa, alla casa dello studente, aspettare l'esito del provino. l'esito Delle che- elezioni. Le elezioni, il 7 alle 7 del pomeriggio avevo fatto il coso. Massimo mi aveva detto: oh, così agli altri. Bene che c'è gente brucallona del noso, scusate. Scusa che abbiamo un'altra un'altra chiamata. Perdona che abbiamo un'altra chiamata. Perfetto, allora attiri le continuiamo il chiamate discorso dopo. come le api col miele, insomma. Pronto? Chi abbiamo? Pronto, sono Sergio da Cagliari. Sergio Ciao da Sergio, Cagliari. buongiorno. Saluto a tutti, a Sor Mameli. a Grazie Matteo Sergio, e a grazie. Grazie. E Alessandro, Ascolta, anche tu hai qualche richiesta? Come? Non abbiamo capito. Non abbiamo capito cosa hai detto. Torra fuori dai. Ah no, ho salutato a tutti Sì, e tre. questo l'abbiamo Ho detto capito. che Alessandro, che è il migliore della Pola, uno con Massimo Me, uno. Grazie, Però vorrei grazie. parlare in sardo, in Castellaio. No, devo Castellaio non riuscito, non è perché diciamo che sono importato a Cagliari. Lui- però tu di dove Io sei? voglio Alessandro? Sta io sono 300, no? originario, i miei genitori di Sassari, però abbiamo vissuto, cioè
per lavoro. Io sono cresciuto e nato a Sorgono e vissuto a Sinorbi, quindi insomma casino. c'è un mix non di... indifferente, però dai, lo hai imparato. Sì, Casteldagio c'è da mancare altro. Andiamo su un sarruga. Allora saluta Sergio in Casteldaio. Oh Sergio, si biesu a statorata de Sant'Efis in sarruga a man. Andava in mera Sergio. Ciao, si biesu Sergio C. Si biesu sta parte San Michele, Sandro. Andava, tra l'altro San Michele a Pubivio in cui deo. Va bene Sergio, noi dobbiamo andare. Sergio. Grazie. Ciao Sergio. Grazie. Ciao, buona giornata. Ciao. Allora chiudiamo perché ragazzi qui tra una cosa e l'altra siamo già alle 8:56. Se non hai problemi di scaletta io non ho altri problemi. No, lo so. Abbiamo un minuto però. Un minuto, di scaletta. Finiamo il discorso. Massimo mi aveva detto Piccion, questo ragazzo gente brucallona del noso. Questo alle 7 di sera avevo fatto solo e avevo detto sono veramente contento di essere con voi. Massimo mi aveva guardato pigavo. E qui questo alle 7 di sera, alle 9:30 in diretta mi avevano buttato. Ah, giusto, è vero che iniziasti proprio la sera. Avevo fatto era un lunedì quel giorno, è vero. Che poi era un lunedì particolare perché c'era invitato ed Zola. eravamo alla fiera. Alla fiera, Andrea Parodi, ricordi? Sì. Tra l'altro nella clip che abbiamo visto prima c'era Gemiliano Cabras, tra che i musicisti della band di Francesco Ghiani, che purtroppo è scomparso anche lui, uno straordinario musicista. Oltre che è una persona deliziosa e fantastica che ricordiamo sempre. Tanto ti richiameremo, nel senso se avrai voglia. No, dobbiamo continuare i discorsi. Esatto, c'è tanto da dire qui tra una telefonata e l'altra. Abbiamo raccontato solo una particina perché poi c'è tanto altro. Lo so che ci vogliamo bene, c'è un bel rapporto. Matteo, guarda, sono a vostra disposizione. Esatto, grazie, noi caro ti chiameremo, amico. Non dico al più presto perché hai anche detto da fare, ma dai. tra qualche settimana nel Molto corso anche volentieri. dell'estate, perché noi saremo qui tutta l'estate. Allora veniamo a mutande a Longa. Grazie ad Ciao Alessandro. Ciao a tutti, per la tua vi carriera. voglio bene, grazie di cuore. Grazie a te. Ciao. Torniamo tra poco dopo i 2 dell'abitacolo. Guardati questo prodottino, guarda.